quella di immaginare come sarebbe la Lombardia con il 75% delle risorse, tenendo conto della vostra esperienza sul campo, quindi un modo per capire, avere la testa tra le nuvole in termini di sogno, ma con i piedi per terra. Tecnici che sono come voi abituati in genere a prendere indicazioni dalla politica. Oggi ribaltiamo completamente il sistema. Non è finita, domani mattina ci sarà la grande plenaria dove si aggiungeranno altri inviti, ci saranno esponenti della lista Maroni scelti perché rappresentano un po' la continuità di quella società civile composta che ha deciso di mettersi in gioco, che anche in quella circostanza le domande e le proposte terranno conto naturalmente del vostro lavoro che verrà presentato da chi oggi ha illustrato, oppure se decidete voi liberamente di sostituire una persona con un'altra, ma proprio per catalizzare l'interesse di questa platea di più di 200 persone rispetto a questo metodo e le condizioni, le provocazioni che sono emerse nella giornata e nella serata di oggi. Tutto questo è della novità che magari noi che la vivremo non sarà percepita in maniera diretta, però è stato costruito a qui 800 metri a Villa Erba, noi ci sposteremo per questioni logistiche, una sorta di reality. Oggi siete stati fotografati, filmati, registrati attraverso le fotografie del vostro lavoro. Tutto questo è un'assunzione di responsabilità, ma in maniera molto serena. Tutto questo domani, nella cosiddetta iniziativa di Dillo a Maroni, che non è uno slogan da manifesto, è concretamente costruire un programma attraverso il contributo di tutti, in forma concentrica, prima 80, poi 170 questa sera, 250 domani, grazie alla collaborazione di Google, che ha sperimentato queste forme di collaborazione estesa. Ci saranno per la prima volta nel paese, la seconda volta in Europa, i collegamenti Hangout che consentiranno anche alle persone da casa non solo di seguire i risultati di oggi, di stasera e anche le aggiunte che ci saranno domani, ma sulle provocazioni programmatiche di questa piattaforma integrarla con le loro proposte, con i loro suggerimenti che pian piano ci porteranno alla fine della settimana, per quello che vi avevamo fatto lavorare tantissimo, perché entro la settimana dovremo formalizzare un programma che nascerà in questa forma concentrica e quindi allargandosi potenzialmente. Là c'è circa una quarantina di persone di Google che stanno mettendo in piedi questa macchina che è particolarmente complessa, teoricamente, anche con i debiti filtri e le prenotazioni sull'Hangout, dove di fatto ogni cittadino lombardo, quindi in diritto di voto quasi 7 milioni di persone, sono nelle condizioni di commentare, giudicare
e anche contribuire alla formazione del programma elettorale, dimostrando sul campo che un programma può essere costruito in maniera condivisa e che è realmente Dillo Amaroni, non uno slogan ma una possibilità concreta che attraverso la vostra conoscenza di oggi e la tecnologia domani ci permetterà di avere collegamenti non a distanza di qualche metro, ma a distanza anche di centinaia di chilometri, consentendo di fatto a tutto, attraverso la rete, il web, di contribuire alla formazione del programma elettorale di Roberto Maroni.